Due compagini agrigentine sono pronte a tagliare il traguardo nei rispettivi campionati di prima e seconda categoria. Si tratta rispettivamente dell'Empedoclina, pronta ad approdare in promozione, e dell'Aragona in prima categoria. A 3 turni dalla conclusione di questi campionati, l'Empedoclina è obbligata intanto a mantenere alta la concentrazione per tagliare il traguardo della promozione, così anche lo stesso discorso vale per l'Aragona di Beppe Bernardo. Ritornando all'Empedoclina, la compagine Granata ha superato domenica scorsa tra le Muramico del Collura e il Nicosia, a conclusione di una gara combattuta e a tratti spigolosa. Da sottolineare che questa sfida si è dovuta giocare a porte chiuse. Le ultime 3 sfide dei Granata saranno contro Branciforte e Niscemi, entrambe fuori casa, e poi si giocherà al Collura contro il Master Pro. Basterebbe vincere 2 gare e il gioco sarà fatto. In seconda categoria, significativa vittoria esterna dell'Aragona di Peppe Bernardo, che passa con un secco 0-3 sul difficile rettangolo di gioco dell'Atletico Villalba. Le reti sono state siglate da Zammito, Graceffa e Biancola. Domenica prossima sarà una giornata fatidica per l'alta classifica, in quanto la vice capolista Serra di Falco dovrà osservare un turno di sosta e quindi l'Aragona potrebbe portare a 5 il proprio vantaggio. La compagine aragonese ospita il Vallelunga, attuale terzultima in classifica generale, e a 2 giornate dalla conclusione del torneo la matematica certezza può diventare realtà. Per entrambe le agrigentine è dunque pronto lo champagne.